È caccia ai malviventi che lo scorso mercoledì notte sono fuggiti a piedi tra i campi nascosti dalla nebbia dopo un tentato furto in un'abitazione di Rossano Veneto. Sarebbero gli stessi che solo dopo qualche ora, rubando una Ford Fiesta, sarebbero arrivati a Castelminio di Resana, poi trovati a rubare all'interno di un negozio di lampadari. I tre, fermati nell'azione delittuosa dal provvidenziale intervento del titolare, sono riusciti a scappare una seconda volta. Ci troviamo di fronte evidentemente a giovani, snelli, veloci, molto smart che cercano di far razzia il più possibile. Preoccupa anche la spregiudicatezza, che hanno finito un colpo e erano già pronti a compiere un altro. Sì, perché evidentemente hanno questo lavoro, non ne hanno altri, quindi anche se braccati come abbiamo visto l'altra sera, poi prendono una macchina che purtroppo aveva le chiavi inserite nel nottorino d'accensione, vanno in altra provincia, in questo caso Treviso, e fanno altra razzia. Dobbiamo cercare di prevenire, è l'unico modo per risolvere la problematica. E allora ecco l'appello che il commissariato vuole lanciare a tutti i cittadini. Lanciamo un appello ai cittadini affinché le segnalazioni che si scambiano tra di loro con gruppi WhatsApp piuttosto che altri social siano condivise immediatamente con le forze di polizia, in questo caso con la Polizia di Stato di Bassano e Grappa.